Allora voglio prendere un ricordo, poche righe di un libro che mi ha regalato Carlo l'anno scorso, un libro di Montalbán, Storie di padri e figli. E come spesso succede ai grandi scrittori di riuscire a sintetizzare in poche parole una cosa importante, voglio ricordarle qui quelle poche righe. Uno dei personaggi ricorrenti di quello scrittore, Caravaggio, vede in una strada un suo vecchio amico, lo vede messo un po' male, gli dice: che c'è, non stai bene? E quello gli risponde: sì, ho un po' di problemi, sono stato dal medico e mi ha detto che ho il fegato come un hamburger. Avrebbe potuto dire come un fico o come qualche altra cosa, no, ha detto proprio come un hamburger. Lui, un professionista, si è fatto colonizzare. Ecco, vedete come questo sia sicuramente uno degli aspetti più irritanti di una globalizzazione che tende ad omologare il linguaggio, le immagini, e lo fa al punto più basso. L'hamburger non è un valore. E leggo a questo una cosa: abbiamo discusso spesso con Carlo del potere che questa omologazione al basso ha, e lui nelle riflessioni che faceva si diceva assolutamente contrario a quello che qualcuno fa, per esempio rompere con un sasso le vetrine di McDonald's. La considerava una cosa assolutamente sbagliata, stupida e inutile. E però lui, in quei posti che distribuiscono pseudocibi, non ci è mai entrato. E parlavamo di questo e si discuteva del fatto che anche il mercato, con le sue leggi dure, ci offre comunque delle possibilità. Lui preferiva andare a mangiare un kebab in qualche localino aperto nei vicoli di Genova da qualche suo amico arabo. Ma, come dire, rappresentava in questa discussione un valore, il fatto che molte cose possono dipendere da noi. Capisco che può essere più difficile, meno esemplare, meno eroico, tra virgolette, rifiutarsi di andare lì dentro, piuttosto che magari ogni tanto fare un'azione condannabile e stupida come quella di spaccare una vetrina, che non danneggia la multinazionale McDonald's. La multinazionale McDonald's sarebbe danneggiata se nessuno di noi andasse più dentro a consumare gli pseudocibi.